Bene, eccoci insieme anche oggi, puntata che mi pare davvero interessante, innanzitutto per il tema, quello della inclusione, poi per l'ospite Elias Sallum, oggi educatore della cooperativa Villaggio Globale che ha sede a Venezia e a Padova, ma insomma da 50 anni nel nostro paese, per 40 anni medico, un medico, e mi piace pensare il fatto che una persona dopo 40 anni di attività medica, invece di mettersi in pensione anche dal punto di vista così personale, in realtà si mette a disposizione degli altri, di coloro che oggi arrivano in Italia dall'estero in condizioni decisamente diverse da quello che lei ha affrontato 50 anni fa. Cooperativa Villaggio Globale, di cui sono stato incuriosito per un comunicato in cui si parlava di due attività. Uno è l'insegnare a fare arazzi, che devo dire è un artigianato di alto profilo, ormai nel nostro paese credo abbastanza in disuso, quindi avete trovato una nicchia di mercato interessante. Lo stesso comunicato parlava anche della messa in scena da parte di immigrati di una commedia in dialetto veneto. Da qui l'idea di chiamare questa puntata Pensare Italiano, perché mi pare che la filosofia dell'attività di Villaggio Globale sia appunto quella della inclusività, vale a dire in qualche maniera far sentire italiani queste persone nel rispetto comunque dell'origine di provenienza, insegnando quindi loro anche la Costituzione, ovviamente la lingua, spiegando loro quali sono anche le regole del nostro vivere in comune. Inquadro bene un po' il tema? Sì, sicuramente sì, perché la cooperativa del Villaggio Globale ha sempre seguito questi due grossi filoni. Uno è l'accoglienza tradizionale, che non ne parliamo neanche, perdiamo tempo. Invece l'altro filone è l'inclusione. Cosa vuol dire? Vuol dire trovare qualsiasi occasione, qualsiasi circostanze dove questi ragazzi possono sentirsi uno di noi, che stiano insieme, che vivono insieme a noi, fanno quello che possiamo fare noi. Lei li chiama ragazzi, ma forse non sono solo ragazzi, sono anche persone mature. Ma no, grosso modo quelli che abbiamo sono da 20-22 anni. Tutti giovani? Sì. Adesso dopo la loro dichiarazione... Che la cooperativa ne assiste centinaia, insomma. Sì, ma facciamo l'80% sono 20, 22, 25, sono pochissimi che hanno 40 anni, ma proprio pochi, ma ci sono anche quelli, magari quelli che ha 40 anni, anche lì bisogna capire come è fatto ad avere il coraggio di venire, perché in genere lasciano la famiglia con 3-4 figli di là. Certo. Quindi, ma comunque puntiamo su questi ragazzi che hanno un grande futuro, una grande prospettiva. Forse io posso essere più sensibile degli altri, perché questa esperienza me l'ho provata sulla pelle. Mi incuriosiva molto sapere cos'è che l'ha portata a mettersi ancora in gioco. Perché? Perché sicuramente, vabbè, che erano altri tempi, 50 anni fa, ma anche noi siamo arrivati nullatenenti, come tutti quanti. Poi noi abbiamo avuto la fortuna di fare l'università, di studiare, di riuscire a affermarsi, di riuscire anche a realizzarsi come professione e come persona, e quindi quello che abbiamo avuto dell'Italia, quello che abbiamo avuto dalla comunità, sarebbe bene restituire una parte di questo. Prima noi abbiamo cominciato a fare viaggi all'estero per dare una mano anche in Africa, per dare una mano a popolo che ha una necessità di cose basali, come una scuola per l'infanzia, che abbiamo una scuola dell'infanzia a Bonguanu in Costa d'Avorio, e poi abbiamo fatto viaggi in altre parti. Allora abbiamo pensato, invece di andare in giro per il mondo, lo facciamo qua. E è iniziata questa mia attività, ma quella la facevo già anche quando lavoravo. Ma quando ho finito, sono andato in pensione, ho pensato di mettermi a disposizione di questi immigrati dal punto di vista sanitario. E di là, una cosa porta all'altra, mi sono incluso dentro, senza volerlo. E poi è partita questa iniziativa, che non solo l'uomo vive di pane, ma bisogna anche avere qualcos'altro.
questo qualcos'altro deve partire dal punto di vista della persona che guarda questa gente. Se li guardi come persone che possono avere un futuro, che hanno una prospettiva non solo per loro, ma anche per la comunità dove vivranno, qua o in un'altra parte, allora li cominci a pensare in maniera diversa. Quindi cominci a creare le condizioni, le prospettive e i progetti perché si sentono uguali a noi. E allora prima abbiamo iniziato con corsi formativi. Allora abbiamo fatto un corso della cittadinanza attiva che è inclusa in parte la Carta Costituzionale italiana e incluso anche gran parte dei doveri dei cittadini nei confronti dello Stato. Lo Stato ti accoglie e ti dà tutto, però te hai molti doveri. Poi da questo siamo passati ad altri corsi sempre formativi. Mi viene in mente l'educazione sessuale, quindi le malattie sessuali trasmesse, le malattie contagiose, gli anticoncezionali per evitare altre rogne che ci sono già rogne presenti. E dopo di questi siamo passati alle attività manuali. E l'attività manuale che abbiamo iniziato a farle, prima abbiamo pensato di prendere qualche orto sociale dal nostro comune, che ce l'hanno dato volentieri. E il nostro comune intende? Vigonza, perché il mio operato è a Vigonza, in quella circostanza, diciamo. E lì hanno cominciato i ragazzi a imparare come preparare il terreno, come seminare, come mantenere le piante vive, e come la raccolta, la conservazione del raccolto per un altro tempo, quindi hanno imparato parecchie robe. Dopodiché siamo passati ai lavori manuali e di un altro tipo. Allora abbiamo creato un angolo di sartoria dove abbiamo le macchine, dove i ragazzi possono imparare a cucire, a produrre qualche cosa, e un modo come un altro perché possono stare con gli altri, andando sia agli orti sia al laboratorio della sartoria, si trovano gli altri dove si comincia a includersi, a parlare, le pause si va a bere il caffè e quindi questo è il modo principale per l'inclusione. Fargli conoscere l'Italia, gli italiani. Come anche andando negli orti vuol dire trovare anche gli altri cittadini vigontini che hanno gli altri orti lì. E quindi al di là del lavoro che devono fare, ma era più che altro per metterli in quell'ambiente dove ci sono gli altri, si collaborano insieme. Loro non sanno come fare, chiedono agli altri, gli altri hanno cose pesanti perché chi va ai negozi sono tutti gli anziani, magari certo. Questi sono giovani di 20-22 anni, li aiutano a sopportare, a portare le cose che devono avere. Cosa trova di diverso negli immigrati di oggi rispetto a quando arrivò lei? Ai miei tempi era principalmente una migrazione culturale, si andava tutti all'università. O qualcuno è venuto a fare anche il commercio, ma era una situazione un po' di livello diverso di adesso. L'immigrazione adesso effettivamente è un po' caotica, perché noi al di là di quello che dicevo prima, anche facendo la scuola per gli italiani, scuola italiana per stranieri, abbiamo persone che a loro casa, anche se hanno 20 anni, non sono mai andate a scuola, non sanno neanche come prendere la penna, no? Quindi è tutto diverso, ma diverso, proprio diverso. Ecco, quando lei arrivò in Italia, l'ambizione, cioè l'obiettivo era quello di studiare in Italia e poi tornare nel suo paese d'origine, la Siria, e poi per motivi contingenti è rimasto nel nostro paese, oppure era già arrivato qua con l'idea di salutare la patria? No, credo che come me anche gli altri siriani che sono qua oggi sono venuti con l'obiettivo di tornare, ma dopo che è stato qua 6 anni di medicina, magari fai anche 5 anni di specializzazione,
dopo 11 anni che sei lontano da casa, non hai più gli amici lì, non hai più il modo di vivere, anche forse è diverso. La Siria è una situazione drammatica. Adesso, ma ai miei tempi, quando mi sono laureato, era molto buona, forse anche, non vorrei dire pari all'Italia, ma forse non piace a nessuno, però come comunità c'è poco da invidiare, perché in Siria, prima della guerra, almeno l'elemento principale che anche noi cerchiamo qua di coltivare, che si vivevano lì insieme, musulmani, cristiani, ebrei, tutti insieme, niente di differenza. E tanto è vero che ieri, proprio ieri, a Vigonza, domenica, scusate, perché c'è la festa che fa un po' di confusione, domenica è stata una grossa manifestazione a Vigonza, manifestazione interculturale, che noi abbiamo approfittato di questo, abbiamo unito parecchi rappresentanti di varie religioni, c'era con noi gente del Bahá'í, gente dell'Islam, qualche rappresentante cristiano, oltre alla nostra presenza come associazione, e erano anche di diverse culture, perché c'era rappresentanti della Nigeria, del Bangladesh, del Marocco, della Siria. Quindi cerchiamo sempre di mettere queste culture diverse insieme, perché siamo una famiglia umana, una grande famiglia umana, non possiamo distinguersi su queste piccole cose, io li chiamo piccole cose. Grazie, insomma, grazie a Elias Sallum, educatore della cooperativa Villaggio Globale. Mi pare che la sua esperienza possiamo sintetizzarla in un si può fare, insomma, ci si può riuscire. Si può fare, se si vuole si può fare. Grazie, cooperativa Villaggio Globale, una bella esperienza sull'asse Venezia-Padova. Buon lavoro. Grazie. A voi la prossima.